E su tutti i giornali si parla di questo caldo e non se ne può più di questo caldo, ragazzi. Ma sì, bollino rosso in 18 città, d'accordo, arriva il picco, però calma ragazzi, l'importante è stare tranquilli, cercare di non uscire proprio, e lo dico soprattutto, lo so che sono monotono, agli anziani alle 3 del pomeriggio, cerchiamo di evitare. Se proprio avete bisogno di andare a comprare il pane, vi siete dimenticati, delegate un vicino, chiamate un amico, trovate sicuramente qualcuno che deve già uscire per altri motivi, magari in automobile, vi fa la spesa lui. Ma davvero? E diventa anche una cosa carina, un po' fuori dal normale se non lo avete mai fatto, ma si possono fare queste cose nella vita. Mi raccomando, 7.33. Come va? Come va? Sammy Varini in diretta nazionale qui su Radio Libertà. Un'altra giornata targata giovedì 25 giugno 2026 per fare rassegna stampa, per fare un po' di scherzi, perché alla fine sono gli scherzi del destino quelli che ci compaiono qua sul tavolo e noi cerchiamo anche di riderci sopra, perché altrimenti, ragazzi miei, non si va più a casa. Vorremmo andare a casa, certo, un po' più tardi, ma ci andremo felici di aver cominciato una giornata con l'ottimismo. Dove troviamo oggi l'ottimismo? Lo sto cercando, aspetta un attimo. Dunque, cambiamo argomento. Beh, no, perché allora in apertura su tutti i siti c'è il terremoto, signori, non in Italia ma in Venezuela. Doppia scossa di magnitudo 7.2, 7.5. Sono decine i palazzi crollati, 32 morti, oltre 700 feriti, ma sono le primissime notizie. Dichiarato lo stato d'emergenza, Tajani verifiche sulle condizioni degli italiani. Questa è l'apertura del sito di Repubblica, mentre il Corriere, violente scosse di terremoto in Venezuela, decine di palazzi crollati, almeno 32 morti, oltre 700 feriti, un disastro. La Farnesina, verifiche sugli italiani. Come vedete non ci sono ancora notizie, certo sono diverse le scosse che hanno colpito il Venezuela, le più forti di grado 7.2 e 7.5. Terremo d'occhio la situazione. Poi le celebrazioni dei 250 degli USA con un comizio da campagna elettorale di Trump in pieno stile MAGA, dovremo sconfiggere di nuovo il comunismo, non so se vi interessano queste cose, ma lo sapete, su tutti i quotidiani, insomma, c'è Ruth. Aspetta un po', cominciamo dal Corriere. Siamo sul cartaceo, Tensioni sulle basi NATO, scrive il quotidiano Il Corriere. Rotte, dall'Italia partiti 500 jet USA. E questa è la frase, che è arrivata sui tavoli delle redazioni ieri nel primissimo pomeriggio, e il governo italiano dice falso. Meloni al vertice a 5. Fatto sta che adesso siamo tutti qui a commentare questa cosa che ha detto Rutte, che insomma è un pezzo grosso. E questo Rutte che dice cose che non esistono ci ha lasciato basiti, ma soprattutto ha dato manforte all'opposizione per attaccare come non mai, e lo vedremo. Il Fatto Quotidiano, guerra illegale all'Iran. L'Italia è stata complice, lo dice chiaramente. Meloni sbugiardata, Rutte della NATO, 500 voli USA dalle basi in Italia. E naturalmente il Fatto l'aveva scritto, ma il governo negava tutto e aggirava al Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica. Meloni chiama segretario, correggiti. Questo è il titolo centropagina del Fatto Quotidiano. Il Giornale, Rutte, il
NATO. Le bugie del segretario dell'Alleanza. Dall'Italia partiti 500 jet USA verso l'Iran. Meloni, parole insensate, altrimenti perché Trump ci attacca? Ma la sinistra bocca e accusa la Premier. Ricorderete insomma il fatto che avevamo detto no alle basi per gli aerei che dovevano andare in guerra e Trump si è arrabbiato, e invece poi segretamente abbiamo detto sì. Tu dici è una roba da italiani. A proposito, voi che mi sentite in diretta alle 7:37 potete rispondermi, scrivete un WhatsApp al 340 6709 659, visto che dobbiamo divertirci. Diteci un po' se secondo voi questi 500 aerei sono veramente andati in guerra oppure no. Scrivete un WhatsApp al 340 6709 659. Il Tempo, parla Rutte, figuraccia a sinistra, ma l'ambasciata USA tifa Giorgia. Il vero sogno di Conte e Bonelli concedere basi e supporto, ma agli ayatollah. Come vedete anche il Tempo ride a crepapelle. Repubblica, scontro sulle basi USA. Il segretario NATO Rutte: dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran. Il governo nega solo voli logistici. Al vertice di Berlino, al vertice europeo di Berlino, a 5 con Meloni, rilanciare l'Alleanza Atlantica, ma Trump dice mi hanno deluso. È polemica sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News dichiara che 500 aerei americani sono decollati dalle basi italiane per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Il governo ribatte solo voli logistici. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento. La Presidente del Consiglio a Berlino con il vertice 5 con Merz, Macron, Starmer e Tusk esorta a rafforzare l'Alleanza Atlantica. Donald Trump insiste, deluso da Italia, Regno Unito, Germania, Francia, deluso da tutti praticamente. Siamo sul quotidiano Repubblica, in centro pagina su Repubblica, come su altri quotidiani, la tragedia, quello che è avvenuto a Camaiore in provincia di Lucca. Non era chiaro fino a ieri in tarda serata, poi si è capito. Meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie. E vedremo di cosa si è trattato, ma chiaramente qui c'è qualcuno di malato e il malato non è certamente il gay. Siamo sempre su Repubblica, prima pagina su Repubblica, ma anche su altri quotidiani viene trattata questa notizia, perché è una notizia, chi esce dal carcere va con Vannacci, ma non è uno qualunque, è Alemanno, l'ex sindaco di Roma, pezzo grosso della destra di un tempo. Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci, scrive Repubblica, in un trafilone che spunta in prima pagina ma che poi prosegue all'interno. È inutile dirvi che gli stanno facendo una pubblicità della miseria sia ad Alemanno, che esce dal carcere e va con Vannacci, e sia soprattutto quotidianamente a Vannacci. E la domandona che Sammy Varinona vi fa è: secondo voi perché tutta questa pubblicità a Vannacci? Cosa c'entra Vannacci con il centro-sinistra, con la sinistra a cui fanno riferimento queste testate? Scrivetemi sveglia 340 6709 659. Voglio un messaggino per Sammy Varin, anche da chi non mi ha mai scritto. Dai, facciamolo oggi. Da Berlusconi allo sceicco Altani, Villa Certosa a fare da 350 milioni, ed ecco che Villa Certosa c'è più, è stata venduta, ma uno che già possiede un bel pezzettone di quella zona di Sardegna e fa lavorare tanta gente, quindi che sia sceicco o non sceicco, ma la moschea l'ha costruita? Non ancora. E allora, se non l'avrà costruita sotterranea, una gigantesca moschea sotto la Sardegna, se non c'è ancora la moschea, vuol dire che sono brave persone,
Giro di nuovo quotidiano, vediamo la stampa come tratta questa notizia. Aerei USA, bufera italianato, bufera, ok. La verità non ne parla proprio, ecco, ok, no, giusto, fa bene, guarda, anch'io ne parlerò pochissimo. Libero, vediamo Libero. Ah, Libero ce l'ha con Conte, il caso Giuseppi, ragazzi, spopola, miliardi spariti, i segreti di Conte, mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia. Primo capitolo di una serie di strani sprechi. Chiaro che se avete qualche dubbio sul signor Conte, oggi Quotidiano Libero è assolutamente vostro. Ma no, io sono curioso, voglio altro, voglio di più quest'oggi per i miei ascoltatori, allora vado addirittura in Sicilia e vi faccio vedere forse il titolo più bello riguardante questo scandalo. La Sicilia di quest'oggi titola Rutte Libero. E questo, Simone, dimmi se non è bello come titolo, Rutte Libero, signor, che sta per rutto libero, capito? Cioè, fantoziano come titolo. Dalle basi italiane 500 aerei decollati per l'attacco all'Iran, è bufera sul segretario NATO governo costretto a smentire. Rutte Libero, bravo Quotidiano. La Sicilia si ride un po', ma giustamente si è liberato questo Rutte. Viene da ridere, no? Visto che siamo in Sicilia, faccio anche un giro sul giornale di Sicilia che presto ritroveremo sulle nostre frequenze come gentile sponsor. Palermo, raid allo Zen, sfida aperta allo Stato, gli arresti non fermano le violenze, nuova intimidazione di notte al Bar Sherry, bruciati condizionatori. Il sogno della rinascita della Costa Sud, pronti 200 milioni, da Sant'Erasmo ad Acqua dei Corsari, 31 opere in 7 chilometri, la galla, molti lavori già partiti. E poi, certo, il caldo, l'allarme dei prof, i ragazzi della maturità collassati in classe. L'ondata di caldo non dà tregua, 5 morti, inviti alla prudenza. Così i titoli principali del giornale di Sicilia. Ma intanto ci tuffiamo sui giornaloni, facciamo un girettino sui giornaloni. Non vi ho detto Avvenire, perché effettivamente il suo titolo è Piccino Picciò, e in primo piano Avvenire mette il patto tra le religioni, insieme per l'Italia. Oggi i responsabili delle fedi firmano l'impegno al dialogo e al lavoro comune, prima iniziativa in Europa. Sto guardando se ci sono anche i musulmani, non li vedo. Rutte, NATO, riapre il capitolo basi, l'ira di Meloni e Crosetto. A Washington, per incontrare Trump, il segretario generale della NATO afferma ai media americani che le basi europee hanno sostenuto le operazioni in Iran, consentendo 4-5 mila voli, di cui 500 da basi italiane. Il suo intento di calmare il presidente USA in vista del vertice di Ankara del 7-8 luglio scatena però le ire di Roma. Insomma, cioè questo voleva probabilmente difenderci dicendo no, ma hanno lavorato bene, ti hanno dato una bella mano. E invece Crosetto rintuzza, numeri fallaci dalle nostre basi, mai partite azioni cinetiche, si informi. Meloni raggiunta dalle parole di Rutte poco prima di arrivare a Berlino, dove ha partecipato al vertice 5 con Germania, Francia, Polonia e Inghilterra. La prima reazione della Premier è di stupore, intervento illogico. Poi fonti NATO precisano il clima si stempera, l'intera questione viene infine derubricata a maldestro tentativo di mediare con Trump. Maldestro, come Silvestro, gatto maldestro. Intanto però la polemica italiana non può essere più frenata, le opposizioni chiedono che il governo torni in aula e il ministro della difesa dà disponibilità. La rete pace e disarmo invoca trasparenza. Pace e disarmo. Oggi è giovedì. Sì, c'è la Christian Music, Simone, alle 9. Pace e disarmo.
fratello Simone, non vuole mettere i calzari francescani. Io non capisco veramente. Io lo so che se vi chiedo una cosa poi lo fate. Ascoltatori, ci fate un regalo, ci portate un paio di sandali francescani per Simone, perché veramente con 40 gradi continuo a venire con le scarpe da tennis. Calzari francescani, quelli originali proprio dei frati, voglio una roba bella bella. Che numero avrà Simone? 46? Porca puzza, che calzarone, ragazzi. Vabbè, magari c'è lo sconto in questi giorni, i saldi in anticipo. Calzari francescani per Simone, grazie. È che la verità è che si vergogna a far vedere le dita dei piedi. C'è questa cosa che, non lo so, le nuove generazioni si vergognano a fare questo. Boh. Che ne pensate? È un argomento anche questo, signori, solo noi possiamo proporre queste cose. Vi piace mostrare le vostre dita dei piedi? Sto parlando delle dita dei piedi. 3406709 perché fa caldo, ma insomma anche per superare il caldo, per avere voglia di uscire la mattina un po' più tardi o il pomeriggio, mettendo i sandali si sta un po' meglio. O è una cosa da femmine, l'ho detta giusta, femmine. Beh, santa polenta. Andiamo sul Corriere, dai. Andiamo sul Corriere perché è quello poi che dà un paginone quest'oggi sulla Lega. Non succede niente, però succede sempre qualcosa, perché noi della Lega non ci arrendiamo e soprattutto non vogliamo vivere una vita monotona. No. E allora vi porto quotidiano Il Corriere, l'unico che dedica proprio un paginone, la pagina 14, alla Lega, scrivendo: Lega, gli attriti sul ritiro saltato, ma allora è vero, e i malpancisti temono lo statuto. Fatto sta che il famoso ritiro del 4-5 luglio vicino a Treviso è davvero saltato. Io pensavo fosse una balla di Repubblica, che di solito ci racconta quel cavolo che vuole, e invece è vero. Difficile un'azione contro Salvini, il meme tra i militanti dissidenti: a Pontida se c'è lui non vado. Questa è la bella notizia che ci dicono ogni volta tutti quanti, ma anche quelli delle leghe, quelli che si fanno le leghe eccetera. Dopo mi giro e li vedo tutti lì sul Sacro Pratone e dico: oh, cazzo fai qua tu? Ma non sei della Lega qui, Lega là? Io Pontida non potevo non venire, rivedere tanti vecchi amici, e ci abbracciamo e ci baciamo. Vabbè. Era nata male, rischiava di finire peggio. Siamo sul Corriere, signori, E così la 2 giorni di ritiro della Lega, che avrebbe dovuto svolgersi il 4 e 5 luglio vicino a Treviso, è stata rinviata senza una data, senza un luogo. Il responsabile degli enti locali leghisti, Stefano Locatelli, ha diffuso una nota dettagliatissima per spiegare il perché. La prossima settimana si terrà una nuova riunione del tavolo dei territori della Lega, la cosiddetta cabina di regia, voluta da Matteo Salvini per placare le turbolenze interne della Lega e sbarrare la strada al cambio di statuto del partito che era stato chiesto da Luca Zai e dagli altri governatori leghisti. Poi, prosegue Locatelli, seguiranno altre 2 riunioni programmatiche, mentre nelle prossime settimane si svilupperanno proposte operative. Al termine di questo percorso di approfondimento e una volta definito il quadro delle proposte elaborate dal tavolo, sarà convocato il ritiro. Il fatto è che quando era stato annunciato per la prima volta, il ritiro aveva gettato nello sgomento i salviniani per il rischio o la certezza di contestazioni e aveva per contro mobilitato gli anti-salviniani. Il fatto sta che il prossimo appuntamento delicato è Pontida, il 20 settembre. Ieri sui telefonini di molti militanti circolava un meme con foto di Salvini e la scritta: se c'è lui io non ci sarò. Io non ho ricevuto niente, ti dico la verità. E poi, sempre che dopo l'assemblea di Treviso non annulli per paura anche il raduno, Salvini tira dritto, ritiene che i giornali parlino di realtà virtuali contro la vita reale di cui mi occupo, e ieri si è occupato di quello che più gli interessa, la sicurezza nelle stazioni, dicendo: io militarizzerei le stazioni. Altro che togliere i militari dalle strade. Vedete come risponde alla fine Salvini, lavorando e decidendo cose per la vita quotidiana degli italiani, che è forse quella che
veramente ci interessa? Resta che il partito è profondamente lacerato, scrive oggi il Corriere. Gli anti-salviniani sottolineano come nello statuto non esista la mozione di sfiducia per il segretario, presente invece a tutti i livelli. L'alternativa è che la richiesta di dimissioni parta da un congresso straordinario che deve essere chiesto dalla metà più uno degli aventi diritto. Difficile se non impossibile. Dal punto di vista dei numeri Salvini è forte, blindato, dicono. La maggior parte dei parlamentari è con lui, così come parte cospicua del Consiglio federale. I salviniani sono i vice segretari Claudio Durigon, Silvia Sardone, Alberto Stefani, l'ideologo Armando Siri, i parlamentari Cecchetti, Crippa, Iezzi, Morelli, Toccalini, Zoffili. Dall'altra parte del fossato ci sono i nordisti, i governatori Fedriga, Fontana, Fugatti, Zaia, con l'eccezione di Alberto Stefani. Ma in Veneto è proprio dove si mastica più amaro. La Lega non ha nemmeno un consigliere comunale a Venezia dopo che la scorsa settimana sono usciti Giovanni Giusto e Monica Poli, la Lady Pickpocket antiborseggiatori. Parecchi segretari provinciali a partire dal bergamasco Fabrizio Sala sono nordisti, ma parecchie province sono commissariate. Salviniano e ovviamente tutto il partito al centro-sud, a partire da Simonetta Matoni a Roma, al campano Giampiero Zinzi, al pugliese Roberto Marti. Sono commissariate e dunque ipso fatto salviniane le regioni Sicilia e Calabria, oltre allo stesso Veneto, mentre meno schierati, anche se non sempre in linea con il segretario, due pesi massimi come ministri Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. La previsione di un leghista di altissimo rango è che Salvini non mollerà, punta di rimanere comunque alla guida di quel che resta della Lega, massacrata da Vannacci e da chiunque abbia qualcosa da offrire a chi sa di non avere più chance. Con riflessione sibillina si fa meno fatica a creare un partito da zero. Riflessione sibillina chiaramente che ha invogliato i tanti a farsi le leghe, a divertirsi partendo da zero. Noi invece, penso che sia la soluzione migliore, proseguiamo con la Lega del Guerriero, la Lega delle Autonomie, del Territorio, la Lega che aiuta la gente, la Lega che parla le lingue, i dialetti, la Lega che da sempre ha comunicato con i territori anche attraverso questa radio. E per farlo, lo sapete, così semplice, basta inviare WhatsApp al 340 6709 659 e si accendono le micce. Siamo sempre a pagina 14 del Corriere perché di spalla c'è la nota di Massimo Franco. Se il trumpismo alimenta le tensioni col Carroccio. La domanda adesso è se le dichiarazioni imprudenti da Washington del segretario della NATO Mark Rutte sui 500 aerei USA partiti in questo periodo dalle basi italiane siano solo un'uscita maldestra. Per capirsi, lasciare cadere una notizia del genere mentre il governo di Giorgia Meloni tenta faticosamente di ricostruire un rapporto con la Casa Bianca ha due effetti. Il primo è di riacutizzare le tensioni tra maggioranza e opposizioni, facendo apparire la premier subalterna a Donald Trump. La seconda è di esporre l'Italia sul piano internazionale. Era scontato che le opposizioni invitassero Meloni in Parlamento, non è bastato che il ministro della difesa Crosetto mettesse in chiaro la natura di quei voli. Erano autorizzati perché servivano a fornire assistenza logistica nel rispetto di trattati in vigore da anni. Non a caso Crosetto si è detto pronto a riferire al Parlamento insieme col vice premier Tajani. D'altronde, nelle pieghe degli attacchi di PD, 5 Stelle e AVS, ci si chiede se abbia mentito la premier o Rutte. L'impressione è che il segretario generale della NATO abbia combinato un pasticcio. Non si capisce se per gratificare e rassicurare Trump, dopo le accuse della Casa Bianca alla NATO di aver abbandonato gli USA nello stretto di Hormuz controllato dagli iraniani. Ma la versione più verosimile è questa. Diventa naturale chiedersi perché abbia citato proprio e solo l'Italia. Per il resto ha parlato genericamente di 5.000 voli partiti dall'Europa. Il sospetto che sia stato un riferimento obliquo alle polemiche tra Trump e Meloni non è scansabile. Altrettanto difficile pensare che lo abbia fatto per criticare il presidente USA, che chiama Daddy,
papà, una subalternità tale da far impallidire persino il trumpismo della Lega. Uno dei pochi aspetti sui quali il partito di Matteo Salvini sembra mantenere una parvenza di unità è la cautela con la quale critica Trump, anche se ne ha preso le distanze dopo gli insulti a Giorgia Meloni. Ieri a sottolineare le parole sorprendenti di Rutte sono stati esponenti di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, ma non del Carroccio. Il contraccolpo italiano è evidente, espone il governo ad accuse scivolose e lo costringe a difendersi. Soprattutto lo mette nella condizione di dover smentire un appoggio ai bombardieri contro l'Iran e dunque a smarcarsi dagli USA, e in parallelo di dover cercare un nuovo equilibrio nelle relazioni con la Casa Bianca. I complimenti di Fertitta, ambasciatori USA alla Premier, sono un primo passo, ma è un sentiero stretto nel quale l'uscita di Rutte indica tutte le insidie, soprattutto pensando alle elezioni del 2027. Siamo sempre nel super paginone del Corriere, a pagina 14, dedicato a Lega ed Affini, e gli Affini sono anche le novità sulla caccia. E chi va mai a intervistare il Corriere della Sera? Vittorio Feltri. Le novità sulla caccia? Penso a tante parolacce. Gli animali sono sacri. È un po' come gli immigrati, li mettiamo tutti a casa sua. Feltri, spero in un ravvedimento del governo. Io sono totalmente ostile alla caccia e a qualsiasi pratica possa dolere agli animali. Vittorio Feltri è come sempre risoluto e dopo il via libera del Senato al DDL caccia, ne stiamo parlando in questi giorni, torna a prendere posizione. In passato non ha risparmiato frecciate e provocazioni durissime quando twittò: in Italia negli ultimi anni i cacciatori hanno steso per sbaglio 340 cristiani innocenti, mentre gli orsi ne hanno ucciso uno solo e li vogliono giustiziare. Animalista convinto, il fondatore di Libero e storica guida del giornale ora pungola il governo. La speranza è quella di un ripensamento, di uno stop. Cosa mi aspetto ora? Mi aspetto che agisca da governo serio e non da governo di buffoni. Gli animali sono sacri e non vanno toccati. Io sono contro chiunque nuoccia agli animali. Naturalmente chiedo anche voi cosa ne pensate, perché so che l'argomento caccia è molto trasversale. La verità è, come stiamo sentendo in questi giorni, che cominciano a essere troppi animali ungulati, pericolosi, e quindi sono specie che stanno entrando anche nella nostra vita quotidiana, stanno attraversando le strade nelle grandi città, provocano incidenti quando non ti mangiano gli animali da cortile. Che fare? Bisogna mettere una selezione a tutto questo oppure no? 340 6709 659 il nostro numero di WhatsApp, e attenti perché il tempo di una canzone e ve li leggo tutti. La rosa si va abriendo, abbracciata al sauce.
Beh, direi che ci sta, è un po' di meditazione alle 8 del mattino con Maria Pedano, La rosa e il sauce, la rosa e il salice, una pietra miliare della musica classica argentina, ripresa da questa oboista olandese che a soli 23 anni è già nota a livello internazionale. Si chiama Maria Pedano e la trovate facilmente su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube. Il buongiorno si sente dal Varin, come state? Sì, accaldati, ho capito, ma calma, tranquilli. Usciamo di casa portandoci dietro la radiolina oppure scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare e con gli auricolari passeggiate belli su qualche superficie con molti alberi, fresca, parchetti. A quest'ora si riesce ancora a respirare. Fatelo per qualche ora, poi quando si alza il sole verso le 10 e le 11 vi rintanate, d'accordo? Lo dico naturalmente agli anziani, ma anche ai più giovani, alle nonne e ai nonni che portano in giro i bambini. Fatelo per me. Non parlo naturalmente con quelli che purtroppo sono in coda sul ponte della Ghisolfa. Ciao, qui a Milano, dove si stanno inventando le piste ciclabili nei posti più impossibili. Tranquilli, mezz'oretta e tutto finirà. Io sono sempre per un bel volantinaggio sul ponte della Ghisolfa. Ci mandiamo al Simone tra una canzone e l'altra. No, non sarebbe male. Qualche volantino di quelli potenti per cambiare davvero questa Milano che tra un po' andrà ad elezioni, magari un sindaco un po' meno di sinistra che pensi meno a queste fregnacce. Che ne pensate? 340 6709 659, potete dirmi la vostra. A proposito, un po' di messaggini. Marco mi scrive: ma come? Per i sinistri gli USA sono il regno del complottismo da cui arrivano solo falsità? Però Rutte dice la verità. Ovvio, pur di attaccare il governo, anche gli USA fanno brodo. È vero. Salve Varin, Cosa scrive questo? Ora sono in spiaggia. Dalle 7 ho fatto il bagno, poi doccia e mi preparo a tornare a casa. Però volevo dire che secondo me l'unica maniera per ricompattare la Lega è un congresso straordinario al più presto, così Salvini sarà il timone più forte di adesso e chi non ci sta a fanculo. Ciao Varin, Francesco da Genova. Ciao, bella idea però, non è male. Alle 7 in spiaggia, si fa il bagno, doccia e si ritorna a casa. Caro Francesco e cari tutti voi, vi amo anche per questo e amo la radio proprio per questo, perché so che mentre io parlo mi ascoltate nei posti più strani e incredibili della Terra. Un tempo c'erano solo le onde elettromagnetiche, quindi mi ascoltavate dove arrivavano le onde elettromagnetiche. A volte c'era qualche DX, si dice in gergo, quindi qualche rimbalzo strano delle onde elettromagnetiche per cui ci si ascoltava nel nord Europa, in posti stranissimi. Adesso con internet da una parte è ancora più facile, perché so che molti di voi mi ascoltano dalla Russia o dalla Cina o da luoghi fantastici di questo universo e giustamente si tengono informati schiacciando l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare. Basta avere campo con internet e ci sentite. Grazie ragazzi. Feltri ha preso un colpo di caldo, sta uscendo di senno, lo pensavo più intelligente, invece scivola sull'idrologia, idrologia sarà ideologia, parlando del DL Caccia.
non avendone peraltro le competenze. Avanti tutta col DDL, caro governo, avanti Bruzzone, ci scrive Mauro. E caro Mauro, come dico sempre, la verità sta nel mezzo, ma ci siamo accorti tutti quanti che questi animali diventano troppi, e quando sono troppi, e ribadisco e discoriba, arrivano in città, perché sono stati filmati lupi che girano, e non è Lupo De Lupis, l'animale buonino che diventerà sindaco di Milano, lupi che girano a Busto Arsizio in provincia di Varese, non è normale. Poi ripeto, io amo i lupi, per me è l'animale più bello che esista, però bisogna fare in modo che non scendano dalle montagne e soprattutto non arrechino danno a chi vive a ridosso delle montagne. Poi se si mangiano qualche bambino non importa, tu dici, eh? Non scherziamo. Sammy, quindi Sammy per la prossima volta a Treviso lasciamo tutto come ora con qualche pennellata di vernice, i nostri onorevoli stanno facendo i conti con i mutui delle case, cosa fare per salvare lo stipendio non mi pare la soluzione, nelle sezioni quelle aperte si parla solo di cosa mangiare nelle feste. Beh Maurizio, questi sono argomenti importanti, perché alle feste della Lega, non so se tu ci sei mai stato, da sempre si mangiano cose buonissime. Da quando le feste dell'unità hanno messo come pianto veramente, un pianto principale, il falafel, il kebab e quelle robe lì, sai com'è? La gente ha virato, e da noi arrivano anche i comunisti, mangiano e poi magari se ne vanno, ma intanto mangiano alle feste della Lega. È vero, è vero. Fatto sta che qualcosa si sta decidendo sicuramente nel campo leghista, ma ci vuole tempo e noi aspettiamo, ragazzi, aspettiamo. Lorenzo, ciao Sammy, mi pare che Rutte utilizzi più la pancia che il cervello, forse aveva digerito male prima di fare le sue affermazioni sui voli partiti dall'Italia, ma d'altronde cosa puoi aspettarti che esca dalla bocca di uno che si chiama Rutte? Non fare lo spiritoso. No, secondo me è un piacione, è uno che vuole piacere assolutamente a Trump, abbiamo visto, lo chiama Daddy, eccetera, per cui lo voleva fare contento, e sai, ha provato a fare lo zerbino, a strisciare, eccetera, e adesso ha detto quella battuta dicendo ma no, hanno tutti lavorato per Hormuz, eccetera, e magari ha ingigantito un po' qualche notizia. Ancora WhatsApp al 340 6709 659, c'è Lauro che dice qualcosa, non sarà mica una parolaccia. Sul cursore sentiamo. Ah no, non ha detto niente, ok, no, è meglio che niente Lauro, è meglio della parolaccia, assolutamente. Lauro, e riprovaci dai. Ciao Radio Libertà, è troppo poco da uno come te, voglio di più. Lega martoriata? Ma chi scrive ste cagate? Quando uscì Renzi dal PD non scrivevano così. Per fortuna i giornali non vendono più. Vero Piero? Sai, il mio lavoro, da quando più di 2 anni fa Cainarca ha mollato la rassegna stampa, e lo sapete, adesso conduce una bellissima trasmissione verso le 10:30, 10:30, dipende dai giorni, dove commenta le cose vere, e non è obbligato, come il sottoscritto Semivarina, a leggere i quotidiani, le Nalterrop, capito? Noi siamo un po' obbligati, attenzione, obbligati come faccio io, perché questa è Radio Libertà, anche se sempre una libertà vigilata, perché comunque non posso inventarmi notizie, anche se ogni tanto avete la sensazione, lo so che le inventi, vi rimane il dubbio, ma devo comunque collegarmi a qualcosa di scritto sui quotidiani che comunque non legge quasi più nessuno. Infatti la mia mission è cercare di convincervi ad acquistare un giornale, almeno uno alla settimana, che è un po' pochino in effetti. Ciò che mi piace di Salvini è la ferma convinzione delle sue idee. Vero. E soprattutto l'apertura, devo dire, al prossimo, perché comunque cerca di fare qualcosa quotidianamente per questa Italia, per il suo paese, per la sicurezza, ma se gli dai da fare le infrastrutture, stanno nascendo strade, autostrade anche qui al nord, sono finite le Olimpiadi, ma vi state accorgendo che stanno costruendo ancora alla grande collegamenti che prima non sarebbero mai arrivati, e con i soldi delle Olimpiadi stanno arrivando?
Dopo l'esperienza idilliaca con un tal generale, mi sembra più che opportuno militarizzare le stazioni. Ci scrive Giovanni da Bergamo. Peccato che Feltri parli in modo massimalista, senza approfondire. Viva il governo di centrodestra! Si fa ridere che anche Feltri è di centrodestra, anzi è di Fratelli d'Italia, lì ti accorgi come i Fratelli d'Italia forse hanno le idee un po' strane. No. Siamo sul Corriere, voglio rimanere sul Corriere perché prima di tutto si torna a parlare di legge elettorale e so che è un argomento ostico di cui non ce ne frega assolutamente nulla, infatti l'accenno soltanto, ma a pagina 6 il titolo è Legge elettorale, norma anti-Vannacci. Sì in commissione al testo, nuove regole sulle firme per le liste servono per il futuro nazionale, non per Azione e altri partiti. Accantonati gli emendamenti che puntavano a introdurre la scelta dei candidati e insomma è arrivato il via libera della Commissione Affari Costituzionali alla legge elettorale con tagliola sugli emendamenti. Se vi interessa c'è l'articolo pagina 16 del quotidiano Il Corriere, ma la notizia del giorno chiaramente ciò che è accaduto ieri mattina alle 9:48, ragazzi, guardatelo. Alemanno torna libero. Mia moglie si era addirittura dimenticata che esistesse, ma non era morto. Non è morto Marta Alemanno, assolutamente. Era in carcere da 1 anno e mezzo. Alemanno torna libero, la catenina, i cori, gli abbracci, poi va a cena con il generale. L'ex sindaco fuori da Rebibbia dice la maggior parte dei detenuti è di destra. Chiaramente Alemanno viene iscritto nel registro degli indagati a fine 2014 nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo, ricorderete quello con l'occhio, per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. Archiviato il concorso esterno, Alemanno è stato condannato per corruzione. La Cassazione lo ha però assolto dalla corruzione e ha aggiunto l'accusa di traffico di influenze. Nel nuovo processo dell'appello bis, Alemanno viene condannato a 22 mesi e affidato ai servizi sociali, viene incarcerato per aver violato le regole dell'affidamento. Detenzioni degne il dossier Nordio. Chiederò un incontro al ministro Nordio. Avere carceri dignitose non contrasta con la sicurezza. Così Alemanno ieri ai cronisti e il ministro sarà lieto di ascoltarlo, anche perché chi ci ha vissuto in carcere merita assolutamente di essere ascoltato, ma il primo ad ascoltarlo è stato, come vedete da foto, proprio lui, Vannacci a cena con Gianni Alemanno. Ok. No, ma ci sta, insomma, chi esce dal carcere deve pure essere aiutato a ritrovare un lavoro e mi sembra una cosa anche bella dal punto di vista sociale. Giro la pagina, siamo sempre sul quotidiano Il Corriere, come si sceglie un premier, la saga del centrosinistra dai gazebo a chi è meglio. No, perché noi adesso l'effetto Lega, lo sapete, lo scorso weekend abbiamo fatto decine e decine di gazebo in tutta Milano per proporre dei candidati a sindaco di Milano, ma adesso sta cosa sta prendendo piede anche nel centro-sinistra. E lì sono molto più avanti perché la sinistra è troppo avanti. Lì stanno scegliendo il premier, ok? E ce ne sono così tanti. Guarda, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ci sono questi due qua. La Schlein o Conte? Ditemi un po' voi. Uno è disperato, cioè io passerei il giorno e la notte a piangere fossi in loro. Giriamo la pagina di nuovo e siamo alla brutta cronaca, signori. 2 paginoni di cronaca terribile oggi sul quotidiano Il Corriere. La prima notizia è quella chiaramente che non vorremmo mai ci fosse, perché certo, questa notizia è piombata ieri mattina nelle redazioni, un duplice omicidio a Lucca, ma soltanto nella tarda giornata si è capito che cos'era successo. Uccide la moglie e il figlio. Mirko scrisse sul padre: per lui meglio morto che gay. Praticamente aveva un figlio gay e l'ha fatto fuori con la moglie che lo ascoltava. E queste sono le notizie
che ci fanno arrabbiare nello stesso tempo, perché noi ridiamo e scherziamo, pensiamo che si possa ridere e scherzare su chi ha altri gusti sessuali, così come su chi è pelato, su chi è ciccione come me, io sono ciccione pelato, su chi non vuole mettere i sandali come Simone, ma forse perché gli puzzano i piedi, ma c'ha solo questo problema magari. Insomma, è bello anche, ci sta la battuta, ma deve finire lì. E qui c'è una malattia davvero, e non è la malattia dei gay, signori, è la malattia di chi ha una sua cultura arretrata. E qui signori, qui siamo a Camaiore, in provincia di Lucca. Se fosse successo a Napoli o in Sicilia potevo dire ma sotterroni, ma che ci vuoi fare? Si scherza sempre. Camaiore, uno dice, adesso bisogna guardare le origini di questi personaggi. Scherzi a parte, ancora una volta, finalmente mi sono liberato di loro. Poche parole pronunciate quasi sottovoce prima di consegnarsi ai carabinieri arrivati lì per arrestarlo. Sono più o meno le 15 di ieri e Piero Moriconi, operaio di 63 anni, ha ucciso da pochi minuti la moglie Katie Andreoli di 52 e l'unico figlio Mirko di 24 anni, sparando loro a bruciapelo nel giardino di casa con un fucile da caccia regolarmente detenuto. Siamo a Pieve di Camaiore, nell'entroterra collinare della Versilia, un luogo tranquillo a 2 passi dal mare, ma ideale per chi in cerca di un po' di quiete, diventato all'improvviso ieri teatro di una mattanza di famiglia. Un contesto che riporta all'omofobia che la destra nega e alimenta nel paese. E voilà, il discorso è già pronto, è Zan del PD, quello della legge per il bavaglio, per non farci parlare, per non farci più dire nulla che non piaccia alla sinistra riguardo ai gay. Ripeto, se qualcuno pensa ancora che i gay siano malati, Luca era gay, cantava qualcuno, poi è guarito, eccetera, io penso che non sia una malattia, ma sia comunque un qualche cosa che è successo nella tua vita e che ti ha fatto preferire frequentare lo stesso sesso o comunque sessi, diciamo così, particolari. Non dico che è una malattia da cui si possa guarire, ma penso che comunque sono momenti della vita che possono passare. Quindi anche per questo non sono d'accordo di prendere i bambini a 3, 4, 5, 6 anni e a farli giocare con le bambole quando invece dovrebbero giocare con i trattori. Facciamoli giocare con i trattori e vediamo cosa succede. Aspettiamo a dargli in mano le bambole, a mettergli la minigonna. Ma è un mio parere personale e anche su questo 340 6709 659 potete dirmi questa cosa. Certamente c'è chi è tormentato e a pagina 21 del Corriere si scrive proprio così, con un altro selfie di Mirko e Katie, una dichiarazione d'amore per la mamma, lei che lo inonda di cuoricini, e i tormenti di questo 24enne ammazzato dal padre perché gay. La vita con me è dura. Agli amici aveva detto di voler cambiare sesso. L'amore per la madre, sei la mia amica, la mia forza. E tutto da leggere, certamente, questo articolo che parla di chi è gay e non viene capito dai genitori. E mentre parlo so che ci sono tanti casi, anche tra persone che conosciamo e che ci sembrano incredibili. Io scherzando più volte ho detto ma ci mancherebbe, cioè se mio figlio Elia fosse gay, ma lo caccio di casa e basta. Dai, ma ci mancherebbe davvero, ma non ce ne può fregare di meno. Sono scelte che però non si fanno a 3 anni, a 5 anni, si fanno quando uno raggiunge la maggiore età e inizia a capire il proprio corpo. Nella vita si può fare tutto, l'importante in questi casi è essere sicuri, soprattutto quando si vuole cambiare sesso, è un processo faticoso, psicologicamente devastante,
che però giustamente se uno se lo sente deve farlo questa cosa, e noi non abbiamo certamente diritto di dire assolutamente niente, la battuta se volete per me ci può stare, per alcuni neanche la battuta, vietato parlarne e basta. Giriamo la pagina signori, è comunque un problemino che vi ho messo sul tavolo ed è giusto che mi diciate la vostra al 340 6709 659, soprattutto voi vannacciani che so che mi seguite, perché oltre ad amare Vannacci amate anche me. Amore, andiamo sul giornale. Rutte il dissennato. Ok, questo è il titolo principale del quotidiano Il Giornale, che naturalmente mette in prima pagina anche Villa Certosa, che va agli sceicchi, quelle estati di Berlusconi. Io spero sempre che non ci facciano una gigantesca moschea vicino alla piscina. No, vero, dai, dai. Ma il titolo che più mi piace è questo: Agenzia clandestini, così invadono l'Italia. Ecco i trucchi dei trafficanti per aggirare le leggi. E Salvini blinda le stazioni, 1700 vigilantes in più. Gli immigrati cercano il modo per aggirare il sistema. Sui social sono attivi gruppi chiusi che forniscono consigli legali e strategie. Ecco i trucchi per invadere l'Italia. Oh, Francesco Giubilei lo chiama scandalo, l'Europa senza vergogna tratta i rimpatri coi talebani. Ma per me non era una cosa così terribile, scusa. Dobbiamo rimpatriare e dobbiamo rimandarli a casa loro. Ma dove sta il problema? Talebani, mica talebani. Perché non ci abbiamo mai trattato con questa gente. No, non capisce niente sto Semivarin. Anche sul quotidiano Il Giornale, tra le segnalazioni in prima pagina, meglio morto che gay e spara al figlio e alla moglie. Concia, Pride ora inutili. Torneremo certamente sull'argomento, ma io subito entro all'interno del quotidiano Il Giornale, si ritorna alle bugie della NATO, così le chiama il giornale. Jet USA da Roma contro l'Iran, Rutte, la fake e il vertice con Trump e tutte le parole certamente. E poi Massimo Malpica che dice la sinistra abbocca e subito fa fuoco. La Premier mente e il PD chiede chiarezza alle Camere, ma Calenda critica l'olandese. Anche qui, se volete buttarvi in queste polemiche, avete tempo da perdere. Oggi il quotidiano Il Giornale ne è pieno. Lo stupore di Meloni. Parole insensate, altrimenti perché Donald ci attacca? È vero, la Premier sente il segretario generale, solo attività tecniche, mai operative. Pagina 6, eccolo qua, scandalo, l'Unione Europea tratta al tavolo con i talebani, polemiche a Bruxelles. La Commissione ha invitato una delegazione sui rimpatri degli afghani. Leggiamone uno stralcio per capire un attimo se è uno scandalo oppure no. L'Unione Europea apre le porte ai talebani. Sta facendo discutere l'incontro avvenuto martedì a Bruxelles tra i rappresentanti della Commissione Europea e una delegazione afghana arrivata in Europa da Kabul con un scalo in Turchia e guidata da Abdel Kahar Balkhi, capo della comunicazione al Ministero degli Esteri dei talebani. Ufficialmente la natura dell'incontro nasce per ragioni operative, per discutere dei rimpatri afghani presenti in Europa, ma è inevitabile che abbia assunto una connotazione politica, poiché sedersi allo stesso tavolo con i talebani significa legittimarli come interlocutore istituzionale. E allora la Federazione Internazionale per i Diritti Umani, di cui fanno parte 160 organizzazioni, ha chiesto formalmente alle autorità belghe di arrestare la delegazione afghana, condannando fermamente l'interazione dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri con i talebani. Tale federazione ha poi ribadito che qualsiasi forma di dialogo con i talebani deve essere subordinata al rispetto dei diritti umani fondamentali. Secondo il commissario europeo agli affari interni Brunner, la Commissione europea non sta invece facendo concessioni o compromessi di alcun tipo con il governo guidato dai talebani in Afghanistan. Si tratta di colloqui operativi su come possiamo rimandare indietro i criminali.
È di questo che si parla. È una normale procedura interna e, come ha detto a gennaio, il primo incontro è stato a Kabul, il secondo incontro di ieri sono stati presenti 15 stati membri. È una questione operativa: come possiamo far funzionare il rimpatrio di criminali che non hanno diritto di rimanere nell'Unione Europea? Oh, sono scemo io o c'ho ragione? Ma ditemi un attimo, cioè, cosa facciamo? Ce li teniamo perché l'Afghanistan è cattivo? Ditemi un attimo che cosa fare. È uno scandalo? 340 6709 659. Aspetta che me lo scrivo per Paolo Borghi, signori. Tra mezz'ora c'è il capo delegazione della Lega al Parlamento europeo e Paolo Borghi glielo chiediamo. Trattare, scrivo e sto scrivendo, trattare con i talebani oppure no? E vediamo cosa risponde. Se avete qualche domanda per Paolo Borchia, 340 6709 659. No, perché da come la mette il quotidiano Il Giornale, Europa senza vergogna tratta rimpatri coi talebani, è uno scandalo, non lo so, la mette giù come scandalo. Ditemi voi. Torniamo seri. Salvini blinda le stazioni. C'è troppa gentaglia. Signori, sacro Matteo Salvini. Io non so se lo amate, se lo odiate, se volete che faccia un passo indietro, di lato, avanti, indietro, facciamo il balletto. Ma ragazzi, Matteo Salvini sta lavorando duramente. Questo potrebbe essere un motivo? Potrebbe anche esserlo, perché si sta applicando come non mai. Qualunque lavoro gli dai da fare, lui ci mette il cuore. Mi ricordo quando era direttore di questa radio, quando ci chiamavamo Radio Padania Libera con Matteo Salvini direttore. Fu proprio lui che una mattina mi chiese: c'è qualcuno che vuole fare le 6 del mattino in diretta? Silenzio assoluto, e visto che non rispondeva nessuno, io ho tirato il dito: ma se volete, bene Sammy, vai! E da lì poi un'ascoltatrice in diretta un giorno ha gridato: Padania sveglia! E ho chiamato così la mia trasmissione. Dalle 6 alle 7:30 del mattino sono stato in onda per anni e anni, chiamando anche la televisione, Rete 4, la 7, eccetera, perché ne dicevamo, non ne dicevo io, ma ne dicevate anche voi. Bene, Salvini fa sempre un lavoro con il cuore. Chiaramente, facendo un lavoro che lo prende tutto il giorno, è meno facile seguire anche tutta la Lega, e su questo potrei anche essere d'accordo. Che fare? Verrà deciso, ne sono certo, nelle prossime settimane. Intanto però sul fronte sicurezza Salvini blinda le stazioni, c'è troppa gentaglia, il ministro annuncia la militarizzazione con più agenti e 1700 vigilantes. Chi teme i controlli? Non certo i cittadini per bene. Michel Dessì, arriva l'esercito di Salvini. E no, non stiamo parlando dei militanti in camicia verde, ma dei vigilanti di Trenitalia. Oh, io ho ritirato fuori gli occhiali verdi, dopo che quello lì degli 883 li ha messi su, che non erano proprio verdi, ma mi ha scritto persino Cainarca, dicendo: Sammy, ma siete uguali, ma veramente, con gli occhiali verdi o comunque con quel tipo di montatura sono io. Sono io lui o lui e me ci amiamo. Stavo dicendo, dai, fatemi un po' ridere, ragazzi. Quindi arrivano i vigilanti di Trenitalia, FS Security, così si chiamano quegli uomini e quelle donne con il gilet blu scuro e lo sguardo serio, quasi arrabbiato, tanto da mettere paura. Sono determinati a far rispettare le regole, a rendere le stazioni più sicure. Pare ci stiano riuscendo. Certo, non sono la polizia di Stato, ma loro sporco lavoro lo fanno, e anche bene. A dirlo sono i numeri: da quando ci sono loro si registrano 47% in meno di furti nelle stazioni nel 26 rispetto al 25. Numeri confortanti, soprattutto per chi viaggia. FS Security e le forze dell'ordine stanno facendo un ottimo lavoro, i dati parlano chiaro, questo deve essere un punto di partenza, non di arrivo, dice Matteo Salvini, interpellato da noi del Giornale. Tutto grazie a 1348 unità di FS Security.
uno strumento fortemente voluto dal ministro Salvini, dicono dalle ferrovie. Numeri incoraggianti, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane. Come? Portando l'organico di FS Security a 1700 unità. Stiamo parlando di 352 uomini e donne in più a servizio dei passeggeri. Paginone di Michel Dessy quest'oggi sul quotidiano Il Giornale a pagina 6. Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Guardarti dentro nel profondo dei tuoi occhi, amore mio, e nel silenzio, per dirti molte cose che le mie parole non possono raggiungere, che molte cose le parole non le insegnano. E non insegnano a guardare nei tuoi occhi di luce momenti felici. E piano piano sta crescendo dentro di me l'amore che per te io sento dentro di me. Senza parole so parlare dentro di me. Senza parole so sognare dentro di me.
senza parole, ma sguardi d'amore, senza parole, volersi bene. Riflettono ai tuoi occhi stanchi le ore del giorno, i minuti pesanti e lentamente li chiudi senza far rumore, si spengono insieme senza parole. Che molte cose le parole non le insegnano e non insegnano a guardare nei tuoi sogni di luce momenti felici. E piano piano sta crescendo dentro di me l'amore che per te io sento dentro di me. Senza parole so parlare dentro di me, senza parole so sognare dentro di me, senza parole ma sguardi d'amore, senza parole volersi bene. Dentro di me, dentro di me, senza parole so parlare, dentro di me, senza parole so sognare, dentro di me, senza parole ma sguardi d'amore, senza parole volersi bene, senza parole, senza parole, senza parole, senza parole. E io pensavo fosse il remake della storica canzone Senza parole di Luciano Rossi, splendida. Ma è una bellissima versione fatta appositamente per quest'anno, un senza parole diverso per Roberto Colletti. Questo è il brano di apertura del suo ultimo album intitolato La mia libertà. La musica ha quel magico potere di trasformare i nostri pensieri in emozioni. Bravo Roberto Colletti, un video semplice, spontaneo, ma che trasmette emozioni per questa senza parole. Alle 8.38 con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà, la nostra e vostra rassegna stampa, una rassegna stampa che tira dritto verso gli argomenti che ci danno la forza per scendere dal letto, chi se lo può permettere alle 8.38, bravi voi, per cominciare la giornata, chi sta per entrare in ufficio e mi spegnerà, ma tranquilli, c'è la replica della rassegna stampa la sera dalle 20 alle 21 e poi ritrovate tutto sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast o su Facebook, su YouTube, cercando Lega Salvini Premier o Radio Libertà. Io penso che all'ammirazione incondizionata che esprime per Salvini, a crederci è rimasto lei e altri poveri sfigati. Torno a ripetere, ma ha provato a parlare con la gente comune per capire cosa pensa di quello che ancora qualche patetico ottimista definisce capitano? Se non lo ha fatto, dia retta, ci provi a salutarvi, signore e signori. Indovinate un po' chi è? Gino il Piddino, caro Gino, ma ci mancherebbe altro, te l'ho detto, Salvini è stato bollito da quelli come te, un po' più potenti di te, che scrivono sui quotidiani e ha resistito alla grande. Il problema è che chiaramente appena dice fa qualunque cosa gli saltano addosso, manca la comunicazione. Quella vera, e lo sto dicendo in queste settimane ai leader con cui ho la fortuna di parlare, i leader della Lega, manca una buona comunicazione spiegando quello che la Lega sta facendo in tanti campi per il bene del nostro paese.
Punto. Grande Feltri, penso che noi siamo in troppi e togliamo a loro troppo spazio. Si parla di animali, abbiamo bisogno di loro, loro invece no, e io sono dalla parte del toro e non del torero. Ma su questo anch'io, Graziella. Parliamo di altre invasioni di ungulati, di orsi, di lupi, di animali che si stanno riproducendo troppo, capisci? Corse di cani, di cavalli sull'asfalto, tutto per divertimento. D'accordissimo con te su queste cose, sì. Li amo e non li mangio. Ecco, quella è una cosa ancora che non riesco a fare. Io sono un vegetariano fallito, sappiatelo, però darei un dito della mia mano per diventare vegetariano. Fa anche rima. Se non fosse che i miei figli sono delle fogne, hanno preso di tutto di me, anche questo, e mangiano tantissima, troppa carne. Che mi consigliate di fare? In natura vige la regola del più forte. È molto bello vedere un lupo che sbrana un agnello, una pecora, un cagnolino, o un uomo vale meno di un uomo. Feltri si potrebbe offrire volontario, scherza Antonia. Alborchia, un incitamento, sveglia, lui e tutti quelli come lui. Bene Paolo, glielo diciamo, tra poco arriva Borchia, alle 9 arriva, però intanto cavolo sono in ritardo, mi devo rituffare sui quotidiani perché c'è roba buona. Oggi sono sul quotidiano Il Giornale, a pagina 7 si parla del business dei migranti, la rete sotterranea dei nuovi trafficanti. Ecco tutti i trucchi per invadere l'Italia, ragazzi, trucchi più o meno leciti, con Francesca Galici e Giulia Sorrentino, questa interessante inchiesta che ti fa vedere come sui social ci sono abbonamenti e link per i consigli su come aggirare le regole dell'immigrazione. Sì, buon inizio settimana a tutti. Offriamo prestiti riservati ai titolari della carta Postepay Evolution e pronto si è fornito con la Posta Italiana. Siamo al corrente all'interno della Posta, direttori di succursale, chi può renderlo disponibile anche se non avete le condizioni necessarie, iscritto nel CRIF, protestato, senza reddito, anche senza salario, insomma ti fanno avere tutto quello che vuoi, anche se hai problemi di ogni tipo. Sono decine i gruppi chiusi con dritte legali e strategie per accogliere gli stranieri irregolari. Interessante, praticamente c'è una fitta rete che ti permette di avere tutto quello che vuoi, basta pagare. È un paginone fitto che non ho tempo di leggervi, però veramente se mi danno una rassegna stampa che dura fino alle 3 del pomeriggio lo faccio. Pagina 9, in cella ho scoperto la libertà. Io, Vannacci e la politica, signori, non poteva mancare sul quotidiano Il Giornale a pagina 9 l'intervista a Gianni Alemanno, l'ex sindaco che lascia Rebibbia. È un'esperienza che fa andare all'essenza. Nordio, vorrei incontrarlo. Eccolo qua, Gianni Alemanno che lascia Rebibbia dopo 1 anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma è tornato in libertà dopo la riduzione di 39 giorni della pena concessa dal Tribunale di sorveglianza per le condizioni detentive riconosciute come degradanti. E naturalmente l'intervista, mi hanno detto non dimenticarti di noi e della nostra battaglia, ma è impossibile farlo. L'impegno politico, sono più sovranista di prima, l'Italia si può cambiare con una sfida populista. È rimasto un po' indietro, anche noi eravamo populisti un po' di anni fa, c'ho ancora la maglietta. Fatto sta che se si batte per delle carceri migliori non posso che essere d'accordo, magari ne costruiamo altre, punto di domanda. Giro la pagina, signori, sempre sul quotidiano Il Giornale, che secondo me è il quotidiano giusto da comprare. È uscito questo dossier, ne stanno parlando un po' tutti i giornali, per fortuna anche i telegiornali. Non solo droga, giovani schiavi anche di social, alcol, gaming e gioco d'azzardo. Signori, sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nel corso della presentazione della relazione annuale a Parlamento sulle dipendenze, ha snocciolato dati allarmanti. Il fenomeno riguarda soprattutto i ragazzi dai 15 ai 19 anni che finiscono nel vortice delle dipendenze di vario tipo, dalla droga al gaming,
dai social al gioco d'azzardo, per finire con l'alcol. Il 26% degli studenti consuma sostanze stupefacenti, ma quel che preoccupa maggiormente sono le tonnellate di droghe che entrano nel nostro paese. Le nuove dipendenze sono numeri da pandemia. Questo è il titolo di questo articolo con il sottosegretario Mantovano che illustra i rischi del fenomeno. Nel vortice ragazzi dai 15 ai 19 anni. Attenzione, se avete dei figli, se avete dei nipoti. Il Tempo, la sua battaglia contro Conte, perché non parlano? Giuseppe Conte, Federico Cafiero De Rao e Roberto Scarpinato sono membri delle commissioni Covid e antimafia che dovrebbero audirli, ma si può stare in un organo parlamentare per evitare di esserne interrogati? Appello del Tempo ai presidenti delle Camere per contribuire a sbloccare una situazione incresciosa. E poi Grillini parlano di trasparenza, se ne occupa Daniele Capezzone oggi sul quotidiano Il Tempo. Parla Rutte, figuraccia a sinistra, ma l'ambasciata USA tifa Giorgia. Il vero sogno di Conte e Bonelli? Concedere basi e supporto? Ma gli ayatollah. Giro di nuovo la pagina. Militarizzare e liberare le principali stazioni. Pugno duro di Salvini per avere più sicurezza. Signori, bisogna andare su questi giornali per avere un minimo di visibilità. Sono sul Tempo. Nel 2026 furti calati del 46%, le aggressioni del 47%, ma il ministro annuncia più uomini e donne in presidio. Paginone quest'oggi sul quotidiano Il Tempo con Francesco Storace che scrive meno gentaglia sui treni e nelle stazioni. In taglio basso, 2 giorni programmatici dopo il tavolo dei territori, Lega, mercoledì una nuova riunione con gli amministratori. Mercoledì alle 18:30 si terrà una nuova riunione del tavolo dei territori della Lega per proseguire il lavoro avviato nella seduta dello scorso lunedì. Seguiranno altre 2 riunioni già programmate, anche con la partecipazione di ospiti esterni chiamati a fornire contributi e approfondimenti su specifiche tematiche. Attuazione dell'autonomia in tutte le regioni, sicurezza urbana, sanità, abbattimento delle liste d'attesa, attuazione del piano casa, accelerazione delle ZES, ambiente, rigenerazione urbana, sostegno delle aree ad alto tasso di inquinamento. Nelle prossime settimane i componenti del tavolo svilupperanno infatti proposte operative sui singoli temi, valorizzando le esperienze e le esigenze provenienti dai singoli territori. Al termine di questo percorso di approfondimento e una volta definito il quadro delle proposte elaborate, sarà convocata la 2 giorni programmatica con il segretario federale e tutti i parlamentari della Lega, finalizzata a definire le priorità e le battaglie politiche da portare avanti in vista del 2027. E quanto appare in una nota a firma del responsabile enti locali del Carroccio Locatelli, a differenza di quanto sostenevano i gufi, via Bellerio pertanto non solo trova la sintesi e mette da parte ogni possibile fuga in avanti, ma consolida la propria azione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. L'obiettivo infatti è farsi trovare pronti sia alle amministrative, a partire da Milano, considerata una priorità assoluta per la Lega, sia alle politiche. Attraverso una nuova piattaforma programmatica, Salvini vuole attivare una nuova fase di coinvolgimento di un popolo che vuole distinguersi per idee e contenuti da portare in agenda e non per slogan fini a se stessi. Così si scrive oggi a pagina 7 del quotidiano Il Tempo. Giro di nuovo la pagina e anche questa del Tempo, ragazzi, non posso far finta di niente. L'ultima deriva woke, signore e signori, ce la svela Cristian Campigli. Nella rossa Toscana si inventano le quote per trans e non binari. Ragazzi, io ne ero certo che arrivavano a questo. La regione di Giani, la Toscana, finanzia un bando per la formazione professionale e riserva il 50% dei posti a chi si riconosce in queste identità di genere. Vedrai se non arriveremo a questo punto. Se va sulla sinistra saremo obbligati ad assumere un regista gay. Non in carrozzina, e questa cosa mi fa incazzare. In carrozzina no, no, perché magari fa fatica a spostarsi, ma gay sì.
io mi fermo, mi viene da vomitare, perdonami, signore, mi viene da vomitare, con tutto rispetto, signori, per chi ha altri gusti sessuali, una sofferenza terribile cambiare sesso psicologicamente, se hai un padre rompicazzo ti fa pure fuori, cioè è pazzesca, ma adesso le quote per trans e non binari? Io mi fermo. Scrivetemi 340 67 09 659 Occhio che se si va ad elezioni l'anno prossimo fate vincere la sinistra votando Vannacci. Puntini. Qui Parlamento. Prego, senatrice Minasi, adesso è il suo turno. Grazie Presidente, colleghi, Ministro e Sottosegretario. Quello che discutiamo oggi è certamente una delle questioni più sentite dai cittadini e più importanti dal punto di vista economico e sociale, appunto quella del lavoro e delle retribuzioni. Una questione che purtroppo viene sempre sventolata dalla sinistra come bandieruola buona per tutte le stagioni, per tentare di acquisire consenso con frasi e proposte ad effetto, ma totalmente vuote, prive di fondamento e perfino di realizzabilità. Per anni il dibattito pubblico si è concentrato quasi esclusivamente sul tema del salario minimo legale, usando appunto accichi alternati all'avversario come strumento di mera propaganda, come se esistesse una soluzione semplice, una soluzione uguale per tutti i settori produttivi, salvo poi nei fatti andare ad aumentare le tasse e per di più quelle del ceto medio, come ha fatto in Toscana il presidente Gianni, oppure come, per citare un altro caso, quello della Puglia, dove la regione ha deciso di applicare la misura del bando per servizi di partenariato nelle sedi regionali, con il paradosso che i lavoratori si sono visti diminuire la loro paga. Quindi il nostro approccio invece, quando si parla appunto di occupazione e retribuzione, è un approccio serio, concreto e soprattutto equilibrato e coerente con quello che è il dettame costituzionale. Rispetto al salario minimo legale, infatti, abbiamo scelto un'altra strada, una strada che mette al centro il concetto di salario giusto, richiamando direttamente proprio la Costituzione, per la quale all'articolo 36 prevede che ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Quindi si tratta di una differenza sostanziale, perché il salario giusto non si riduce a una cifra fissa stabilita per legge e valida indistintamente per tutti, ma tiene conto della complessità del sistema produttivo italiano, delle professionalità, delle competenze, delle diverse realtà economiche e valorizza il ruolo importantissimo della contrattazione collettiva, che rappresenta da sempre uno dei pilastri del nostro modello di relazioni industriali. E il decreto afferma infatti un principio molto chiaro: il salario giusto viene determinato attraverso i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Quindi una scelta direi semplice, ma che consente soprattutto di contrastare il fenomeno dei cosiddetti contratti pirata, che troppo spesso hanno contribuito a comprimere salari e tutele. Viene inoltre introdotto il riferimento al trattamento economico complessivo, TEC, che considera appunto non soltanto la paga base, ma l'insieme delle componenti economiche e normative previste dalla contrattazione. Quindi si tratta di un provvedimento e di un approccio che valorizza il lavoro nella sua interezza e riconosce il ruolo delle parti sociali nella determinazione delle condizioni retributive. Inoltre, questo provvedimento arriva in un momento particolare per il mercato del lavoro italiano. Da un lato, infatti, registriamo dati estremamente positivi. Infatti l'Italia ha raggiunto in questi anni livelli occupazionali record, con oltre 24 milioni di occupati e un tasso di occupazione ai massimi storici. Sono risultati quindi che testimoniano l'efficacia delle politiche di sostegno al lavoro, alla crescita e alle imprese messe in campo dal ministro Calderoli, che voglio ringraziare, e che sta riuscendo a incidere sull'occupazione come mai erano riusciti i governi precedenti, nonostante tanti anni di amministrazione dello Stato.
D'altro lato però non possiamo ovviamente ignorare le criticità che ancora esistono. Persistono fenomeni di lavoro povero, lavoro irregolare, sfruttamento che colpiscono migliaia di persone e rischiano di minare quella che è la dignità stessa del lavoro. Per questo il concetto di salario giusto assume un valore ancora maggiore che va ben oltre la semplice dimensione economica. Significa garantire che il lavoro sia non soltanto disponibile, ma anche dignitoso, regolare e adeguatamente retribuito. Purtroppo esistono ancora situazioni in cui lavoratori italiani e stranieri vengono impiegati con compensi inadeguati, senza tutele, spesso in condizioni di forte vulnerabilità. Ne abbiamo avuto purtroppo drammatici esempi anche di recente, per esempio con riferimento al fenomeno del caporalato, che non riguarda più soltanto alcuni comparti agricoli tradizionali, ma che oggi assume forme nuove e sempre più sofisticate. E le attività ispettive infatti continuano a evidenziare situazioni preoccupanti, con migliaia di lavoratori irregolari individuati ogni anno e numerosi casi di sfruttamento lavorativo che appunto offendono la dignità della persona e alterano anche quella che dovrebbe essere la concorrenza tra imprese. È proprio per contrastare queste forme di sfruttamento che questo decreto appunto affianca al principio del salario giusto misure specifiche contro il cosiddetto caporalato digitale, una nuova frontiera dell'intermediazione illecita della manodopera che sfrutta appunto le piattaforme tecnologiche per aggirare regole e tutele. La risposta però non può essere ideologica, ecco perché non basta fissare una soglia numerica che vada bene per tutti i settori produttivi, ma occorre costruire un sistema che premi il lavoro regolare, valorizzi la contrattazione collettiva e sostenga le imprese corrette e invece colpisca chi costruisce i propri profitti sullo sfruttamento delle persone. E questa quindi la filosofia del provvedimento, una filosofia che punta contemporaneamente a creare occupazione, migliorare la qualità del lavoro e contrastare ogni forma di dumping salariale e contrattuale, perché il lavoro non è soltanto un costo o una voce di bilancio, ma è il principale strumento di emancipazione sociale, di crescita personale e di partecipazione alla vita economica del Paese. Il decreto inoltre non fissa solo e definisce principi, ma introduce anche strumenti concreti. Penso alla previsione che collega l'accesso agli incentivi pubblici per l'occupazione al rispetto del salario giusto, cioè chi beneficia delle agevolazioni dello Stato deve garantire ai propri lavoratori condizioni retributive adeguate e conformi alla contrattazione collettiva. Questa credo che sia una scelta di responsabilità, perché le risorse pubbliche devono sostenere chi crea occupazione di qualità e non chi costruisce la propria competitività comprimendo salari e diritti. Penso poi alle misure che incentivano l'assunzione di giovani e delle donne, favorendo l'ingresso e la permanenza del lavoro nel mercato del lavoro di categorie che ancora oggi soffrono difficoltà occupazionali, ma anche una cosa importantissima, le misure di conciliazione vita-lavoro per le donne che invece già lavorano, o alle norme che favoriscono il rinnovo dei contratti collettivi all'obiettivo di evitare che i lavoratori restino troppo a lungo privi di adeguamenti salariali in presenza di fenomeni inflattivi che riducono il potere di acquisto delle famiglie. Quindi sono interventi che dimostrano una visione d'insieme da parte di chi li ha pensati, perché il problema dell'Italia non è solo quanto si guadagna, ma è anche la qualità dell'occupazione, la produttività del sistema economico, la capacità delle imprese di innovare e creare lavoro stabile e soprattutto la possibilità per i giovani di costruire un futuro e di guardare con fiducia al domani e quindi evitare l'emigrazione altrove. Come Lega abbiamo sempre sostenuto che la crescita dei salari non possa essere imposta per decreto, ignorando quella che è la realtà economica. I salari crescono in modo duraturo quando cresce la produttività, quando aumentano gli investimenti, quando si riduce il costo del lavoro, quando si sostiene la competitività delle imprese e si favoriscono innovazione, formazione
e sviluppo. Per questo il tema salariale deve essere affrontato insieme a quello della crescita economica, delle infrastrutture, della formazione e della competitività del nostro sistema produttivo, e questo decreto va in questa direzione. Non propone soluzioni semplicistiche, non offre scorciatoie, ma costruisce un equilibrio tra tutela del lavoro, valorizzazione della contrattazione collettiva, sostegno all'occupazione e sviluppo delle imprese, e proprio questo equilibrio ne rappresenta il principale punto di forza. Quindi nel ringraziare ancora il Ministro Calderoli per il suo impegno, e come Lega siamo convintamente a sostegno di questo provvedimento. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. C'è un tempo per ogni cosa, per cadere e per rialzarsi ancora, un tempo per capire che Dio non abbandona. C'è un tempo che consola, che ferisce, che perdona. Non rimandare un gesto, un abbraccio o una mano ancora. La sua parola è come pioggia, è che scende, ci dà vita e non cadrà mai a vuoto. Sarà la tua riuscita, perché il tempo passa in fretta, ma Dio resta sempre con te. L'eternità comincia adesso, nel battito del tempo c'è la mano di Dio stesso. C'è un tempo per ogni cosa, per fallire e riprovarci ancora, un tempo per cercare e per lasciare andare. C'è un tempo che rinnova, che guarisce, che ridona. Non smettere di credere, sognare e ricucire ancora. La sua parola è come pioggia, è che scende, ci dà vita e non cadrà mai a vuoto. Sarà la tua riuscita, perché il tempo passa in fretta, ma Dio resta sempre con te. L'eternità comincia adesso, nel battito del tempo, e quel tempo passa in fretta, ma Dio resta sempre con te. L'eternità comincia adesso, nel battito del tempo c'è la mano di Dio stesso. Nel battito del tempo c'è la mano di Dio stesso.
Non ci arrenderemo mai. Ogni giovedì alle 9 c'è musica cristiana in diretta su Radio Libertà. Christian Music, oggi con Amanda. Il video di Quelez 3 è appena uscito e la frase: il tempo passa in fretta, ma Dio resta sempre con te. Qui Europarlamento. Ed è un piacere, tra una meditazione e l'altra, salutare il capodelegazione in Europa della Lega. Con noi Paolo Borchia, ciao! Eccoci, buongiorno Sammy, ciao a tutti, un saluto a chi ci sta seguendo anche stamattina. E sempre pronti allerta a denunciare che cosa accade in Unione Europea. Oggi però sono io che ti propongo questa cosa sul quotidiano Il Giornale, ieri apparsa anche su un altro quotidiano, ma in un trafiletto piccolo, quasi ci si vergognasse. Il Giornale pare ironizzare su questa notizia che dice: scandalo, l'Unione Europea tratta al tavolo con i talebani. Praticamente vogliamo liberarci, si chiama anche remigrazione, qualcuno la chiama così, vogliamo liberarci di chi effettivamente è nel nostro paese, gli afghani che commettono gravissimi reati, li vogliamo mandare a casa loro. E io sinceramente sbaglierò, ma non ci vedo quale scandalo. Anzi, colpisce che quelli che hanno attaccato per mesi il governo italiano per l'apertura dei centri per rimpatri in Albania oggi non ne parlano assolutamente di questa cosa che stiamo trattando con i talebani dell'Afghanistan. È una roba gravissima, immagino, in confronto. Ma qui mi zittisco. Volevo un tuo parere su questo articolo proprio appena pubblicato, anche perché insomma, chi si macchia di gravissimi reati va oppure no rispedito a casa propria? Sammy, saremo qua apposta perché ce lo chiede il territorio, ce lo chiede la quotidianità, ma semplicemente ce lo chiede il buon senso. Poi chiaramente questo incontro che si è svolto con una delegazione di 5 esponenti del regime afghano ha fatto molto rumore su Bruxelles. Poi io in questi casi cerco sempre di andare sulla realpolitik, di andare al sodo, nel senso che da un lato ci fa venire i brividi sederci a un tavolo con un regime di questo tipo, legittimarli, dall'altro lato però ci sono dei problemi che devono avere un interlocutore per trovare una soluzione, per cui da questo punto di vista la Commissione europea ci ha tenuto a dire che c'erano stati 20 stati guidati naturalmente dal Belgio in cui si chiedeva alla Commissione un coordinamento a livello tecnico con appunto il governo, se possiamo chiamarlo così, di Kabul per la questione dei rimpatri che hanno commesso reati gravi. Per cui chiaramente se il punto di vista diventa questo, rispedire a casa chi rappresenta una minaccia per la nostra quotidianità, allora la questione cambia e magari ci si può anche turare il naso e fare una parola anche con queste persone per cercare di trovare una soluzione, anche perché a Bruxelles, in Belgio, la situazione è molto peggiore rispetto all'Italia. Diciamo che sulle strade si trova un po' di tutto e quindi un giro di vita è giusto darlo. Mamma mia, abbiamo visto che ci sono interi quartieri dove ormai non c'è più traccia di Europa. Senti, ma tra le cose che ti hanno colpito, effettivamente c'è questa notizia che ha colpito anche noi e dobbiamo tornare all'altra settimana e andiamo al luogo di memoria, ma anche polo museale di Bois du Casier presso Marcinelle, siamo in Belgio, che ha detto di no alla richiesta di installare una targa commemorativa, Marcinelle, una targa che volevamo dedicare ai minatori veneti morti nel disastro del 1956, signori. Che cos'è successo, Paolo Borchia? Perché questa è una roba che ci ha lasciato a bocca aperta, non capiamo la motivazione, perché i veneti morti sono meno importanti degli altri, Paolo.
Ma oddio, questo è uno scandalo che grida veramente vendetta, ma facciamo un attimo un passettino indietro per gli amici che magari non conoscono la vicenda. Gli amici di UGL, l'Unione Generale del Lavoro, un sindacato che sta dando da fare, un sindacato con il quale collaboriamo anche in maniera molto positiva, ha proposto al Consiglio di amministrazione del Bois du Casier, che appunto è il sito dove che è stato teatro nel 1956, l'8 agosto del 56, di questa tragedia, la più grande tragedia della storia dell'emigrazione italiana, nella quale persero la vita 262 persone, di cui 136 italiani. UGL scrive al Consiglio di amministrazione proponendo di apporre una targa sul muro del ricordo. Tra l'altro io sono anche attonito, perché è una targa, gli amici di UGL mi hanno scritto, mi hanno riportato il testo, era una targa assolutamente pacifica che faceva riferimento al fatto che la vita, ve la cito testualmente, la vita di ognuno di loro valeva più di tutto il carbone della miniera UGL 70° anniversario agosto 2026. Adesso ditemi voi in questo testo cosa c'è di negativo. Qui io mi sono confrontato anche con la nostra ambasciata a Bruxelles. Qui praticamente il consiglio di amministrazione di questo sito, poi anche qua apriamo una parentesi, ricordiamo che la Vallonia, vale a dire la parte sud del Belgio, è una regione a forte trazione socialista. Cosa è successo? A questi signori non è andato giù che un ricordo di questo tipo, un ricordo a dei lavoratori che sono morti svolgendo il loro dovere, sia stato proposto da un'entità non di sinistra. Per cui noi rendiamoci conto, se il livello deve essere questo, se questi sciagurati, e dico sciagurati per essere gentile, vanno ad anteporre chi propone il ricordo al perché stiamo ricordando questi lavoratori, allora direi che questi hanno sbagliato tutto e dovrebbero andarsene a casa, perché sono palesemente inadeguati a gestire il Bois du Casier, che è un sito che rappresenta appunto, dovrebbe rappresentare il ricordo, il valore del lavoro. Poi, ripeto, in una fase storica dove ogni giorno ci lamentiamo dell'immigrazione, e qui stiamo parlando di persone che erano immigrate in Belgio per lavorare, ma non soltanto dall'Italia, da tanti altri paesi, per cui non c'era mezzo motivo, non esisteva mezza ragione per andare ad impedire che venisse apposta una targa in più. Quindi adesso siamo alla fase epistolare con il mio collega Carlo Finanza, mio omologo di Fratelli d'Italia. Abbiamo scritto una lettera al Consiglio di amministrazione, adesso stiamo attendendo una risposta. Non coviamo grandissime illusioni, però io penso che tutti noi dovremmo conoscere questa vicenda e lo scandalo che sta alla base di questo diniego. Assolutamente sì, signori, e questa è una notizia che è proprio scritta in trafiletti piccoli sui quotidiani. Senti, ancora una manciata di secondi e non posso non farti commentare l'ennesimo scandalo, la frase di Rutte che ha fatto infuriare Giorgia Meloni, e anche noi giornalisti siamo rimasti lì e dici: che cazzo dice questo? Il segretario della NATO che ha detto che durante la guerra USA-Iran 500 aerei americani sono decollati dalle basi italiane. Oggi sui quotidiani si scrive di tutto, di più, addirittura un quotidiano siciliano titola Rutte libero, scherzando naturalmente sul cognome di questo signore. Complimenti al titolista. Tu che pensi? Ma oddio, io mi limito a riportare quanto ha risposto il nostro governo. Il ministro della Difesa ha parlato letteralmente di attività logistiche conformi ai trattati, per cui oggettivamente sì, ragazzi, il segreto di Pulcinella, l'anno prossimo si vota in Italia, ci sono questi tentativi dall'estero, queste ingerenze esterne, perché ingerenze lo sono, per cercare di destabilizzare quello che piaccia o non piaccia. A Bruxelles ha tanti da fastidio. Questo è un governo stabile, è il governo più stabile d'Europa.
citofonare Madrid, Parigi, Berlino per chiedere come se la stanno passando. Poi è ovvio, anche noi abbiamo le nostre cosine da risolvere come sempre, le situazioni perfette non esistono, però dobbiamo dire che il nostro governo da mesi, se non da anni, sta brillando per stabilità, quindi ogni tanto qualcuno prova a lanciare qualche picconata, utilizziamo questo termine per riesumare qualche situazione di Cossiga, però diciamo che finché le picconate sono queste ci fanno giusto il solletico. E noi tiriamo avanti, quindi ringraziando il capodelegazione alla Lega con il Parlamento europeo Paolo Borchia. Paolo, come sempre, quando hai segnalazioni, fatti avanti. Vostra sentinella da Bruxelles, un abbraccio a tutti, ciao Sammy, buona giornata. Qui Europarlamento. Ed è sempre un piacere fare quattro chiacchiere con Bruxelles, con Paolo Borchia, e naturalmente anche se avete domande gliele potete porre scrivendo WhatsApp al 340 6709 659. Ancora qualche minuto di rassegna stampa proprio sul quotidiano La Stampa. Fa capolino, questo è un articolo che per fortuna campeggia su gran parte dei quotidiani oggi. A pagina 16 della Stampa, la relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. La cocaina è la più pericolosa, ma la notizia più terribile, qui parlo con voi, so che ci sono tantissimi nonni e nonne all'ascolto. Un minorenne su 4 fa uso di droghe, minorenne, in aumento le nuove sostanze sintetiche, e parliamo chiaramente anche con i genitori, come anch'io sono genitore di Tabata ed Elia, gemelli di 15 anni, e certamente cominciano a circolare le sigarette a quest'età, cosa pazzesca, però forse anche noi ai tempi, a quell'età, iniziavamo a provare, eccetera, e adesso si usano quelle elettroniche. Però fare attenzione veramente a cosa fumano, a cosa provano, a chi frequentano. Non è così semplice, non è così semplice. Adesso ci sono i telefonini, queste possibilità comunque di tenere monitorato il proprio figlio, dove si trova, ma non certo che cosa fa. È meno semplice questa cosa, ma dobbiamo mettercela tutta, non lasciamoli andare, perché lasciarli andare diventa veramente drammatico e pericoloso. Consumo legato al disagio psichico, dice la direttrice del centro dipendenze. Sui social si tende a normalizzare il consumo di droghe. Oggi i ragazzi entrano in contatto con nuove sostanze molto più potenti di cui non conoscono i rischi. Se ne parla oggi in un paginone a pagina 16 del quotidiano La Stampa. Più bella invece la notizia, anche se lui sinceramente non riesco a farmelo stare simpatico, non riesco da quando, cos'è che Olli ha vinto Sanremo, no? L'altro anno, e poi ha rifiutato di andare all'Eurofestival perché ha detto che aveva da fare tanti concerti, eccetera. Da quando è successo sta cosa a me non mi sta più simpatico, ma sono io che ho dei problemi. Concerto di Olli a Genova. Un gruppo di spettatori si dispone in circolo per evitare che una bimba e sua madre venissero schiacciate mentre ballavano. È successo, ma veramente è bellissimo. Ci sono le immagini, anche un video che gira su Instagram. Praticamente chi in costume da bagno, chi mezzo nudo, faceva un caldo della miseria, stavano ballando tutti al concerto di questo Olio. Mi chiedo che cazzo ballassero, che non mi piace proprio la sua musica. Beh, a un certo punto questa bambina di 6, 7, 8 anni stava ballando con la madre, ma c'era così tanta gente che la spintonava ed era diventato pericoloso. Beh, il pubblico ha formato un cerchio intorno a loro, si sono presi tutti per mano e tutti insieme hanno ballato e hanno fatto in modo che queste due ragazze potessero ballare insieme a loro. Un bellissimo messaggio. Avete reso il suo primo concerto ancora più meraviglioso, mi avete fatto emozionare, ha scritto Martina, la madre della bambina, e lo stesso cantante ha detto vi voglio bene. E quindi comincia a piacermi Olli, dice un primo passo, se piace Olli a Sammy Varin, ma per favore, La Verità, l'Europa ci ricatta sulle armi, il PNRR insegna, indebitarci con la Commissione non conviene.
cresce il pressing per farci usare i fondi SAFE dell'Unione Europea, perché sono come lo yogurt, attenzione, scadono. Un modo per vincolarci a Bruxelles e imporci gli interessi di Germania e Francia nel settore. La Meloni a Berlino, l'Unione ora deve prendersi le sue responsabilità in tema di difesa e sicurezza. Attenzione, centropagina, Patrizia Floder-Reiter, ci mancava pure questa. Famiglie attente, arrivano i pediatri gender. E qui mi fermo, signori, siamo sul quotidiano La Verità. Capite che per sapere una certa verità bisogna comprare il quotidiano La Verità? Insomma, occhio ai nuovi fondi UE per le armi. Bruxelles li riscuote con gli interessi. La Commissione esorta il governo a utilizzare il prestito SAFE destinato al rafforzamento della difesa, ma il PNRR insegna: i soldi di von der Leyen non sono regali. In più ci sono i vincoli politici. Ci conviene? Ne parla Maurizio Belpietro solo sul quotidiano La Verità. E poi certamente, ragazzi, eccola qua, l'ultima dei pediatri: ambulatori neutri e linguaggio inclusivo per i bambini fluidi. Altro che linee guida. Il nuovo documento per dottori per ragazzi, dei dottori per ragazzi, è solamente un campionario del classico indottrinamento LGBT. Mentre l'Italia si spende contro l'utero in affitto, i medici per minori la descrivono come una tecnica procreativa per i padri homosex, signori. E qui ci sono i documenti, se siete interessati, ne parla solo La Verità oggi, a pagina 12. E sono robe che fanno un attimino, posso dire, arrabbiare, lo posso dire. Giro di nuovo la pagina, sempre sul quotidiano La Verità. Il processo all'amico di Rami scagiona ancora di più i carabinieri. Fares, che era la guida dello scooter pirata, è in procedimento parallelo per resistenza e dichiara: l'inseguimento non era illegittimo. Alla prossima udienza sui militari il giudice potrebbe archiviare. Mentre in taglio alto Mario Giordano ritorna sulla vicenda del vigile Francesco Imprezzabile. Cari uomini in divisa, ma chi ve lo fa fare? Davanti all'auto che non ha rispettato l'ALT, il vigile ha pagato la sua dedizione con la vita, rincorrendo quell'auto a più di 180 all'ora. In un paese che sta con i fuggiaschi non ne vale la pena. Tragica e amara meditazione di Mario Giordano oggi sul quotidiano La Verità, a pagina 13. Anche qui, signori, l'allarme. Un teenager su 4 ha provato droghe. Nel rapporto annuale sulle dipendenze presentato da Mantovano emerge che nel 2025 ben 350.000 under 18 hanno fatto uso di almeno una sostanza illegale. Pure i minorenni attratti dal gioco d'azzardo sono in aumento. Il 64% ha ammesso di avere puntato. Occhio ai nostri figli, occhio ai nostri nipoti. Libero, miliardi spariti, i segreti di Conte, signori. Oggi paginoni e paginoni sul caso Giuseppi sul quotidiano Libero. Mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia, primo capitolo di una serie di strani sprechi. Paginoni e paginoni oggi su Giuseppi da parte del quotidiano Libero. Conte, Arcuri e il salasso delle mascherine anti-Covid le abbiamo pagate il doppio rispetto a Francia e Spagna. Se ne parla già a pagina 2. Con l'intervista a Marco Lisei, miliardi pubblici spesi senza alcun controllo. Il presidente della commissione d'inchiesta Covid, la struttura commissariale gestì somme enormi, esentata dalle verifiche di Corte dei Conti e anticorruzione. Ne parla il quotidiano Libero. Spreco vaccinale. Lo Stato acquistò vaccini in misura molto superiore alle necessità. Molti sono stati buttati via. Pagina 7, Rutte libero, anche lui scrive il titolino, di infangare Meloni.
la sinistra si eccita per la bufala, ne parla il Libero oggi a pagina 7. E un paginone a pagina 11 invece, finalmente li abbiamo svegliati, signori, per il dopo Sala. Spunta un nome al giorno, così si fa un favore al PD, cioè prima manco uno, adesso tutti insieme perché la Lega ha fatto le primarie. Il centrodestra continua a buttare nella mischia e a bruciare candidati. L'impressione è che manchi una visione e un vero progetto per la città. Lo scrive oggi sul Libero Simona Bertuzzi, mentre in Forza Italia si pensa a Letizia Moratti. Tra gli azzurri c'è chi pensa all'ex sindaco oggi europarlamentare per un bis a Palazzo Marino. Ma ragazzi miei, guarda qui quanta gente, guarda. Alessandro Spada, Ferruccio Resta, Maurizio Lupi, Silvia Sardone, Pietro Tatarella, Carlo Cottarelli, Marta Marsiglio, Gabriele Albertini, Antonio Civita, Giovanni Bozzetti, Paolo Del Debbio. Chi sarà il prossimo, ragazzi? Troppa grazia Sant'Antonio. La Lega ha fatto così per svegliare un po' il centrodestra, ma adesso è troppo? Oppure no? Che ne pensate? 340 6709 659. Anche sul Libero a pagina 13 la Lega rinvia il raduno di Treviso, prima il tavolo con i territori, perché i territori in effetti sono ancora più importanti. Priorità alle battaglie identitarie, scrive Andrea Muzzolon sul Libero. Tracciata l'agenda della cabina di regia voluta dal segretario per rilanciare il partito. Priorità ad autonomia, piano casa, liste d'attesa. Nel fine settimana la 3 giorni dei giovani leghisti, e anche questa è una cosa che trovate facilmente su Instagram, ma che se siete in zona non sarebbe male frequentare. Poi ne parliamo anche più tardi in Segui la Lega. L'appuntamento è per il 26, 27 e 28 giugno a Milano Marittima. Molti di voi lo so che siete in zona, con Nexus, scritto Nexus, la 3 giorni organizzata dalla Lega Giovani. Neanche a dirlo, l'ospite d'onore del movimento giovanile sarà proprio Matteo Salvini, che verrà intervistato da Giuseppe Cruciani. E chiaramente, signori, un motivo in più per andarci, e quando vedete Cruciani naturalmente me lo dovete salutare. Tutte queste informazioni le trovate sui social della Lega. E certamente, se ascoltate questa radio, ma posso già dirvi che Cruciani e Salvini saranno ospiti domenica 28 giugno in questa Nexus a Milano Marittima, al Mare Pineta Hotel di Milano Marittima, ore 12, ok? E subito dopo si va a fare il bagno, chiaramente. Il paginone a pagina 13, quindi, del rinvio del raduno di Treviso, perché prima si pensa alla cabina di regia voluta dalla Lega, ma anche il trafiletto, a mio parere molto importante, del piano sicurezza lanciato da Matteo Salvini: militarizzare le stazioni. Anche dal Ministero delle Infrastrutture Matteo Salvini non vuole trascurare il capitolo sicurezza, anzi i dati relativi a scippi e aggressioni nelle stazioni ferroviarie sono più che incoraggianti: meno 47% di aggressioni a personale FS, meno 46% di furti nelle stazioni italiane nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro leghista. Ma l'obiettivo è fare ancora di più. Per questo il Carroccio, definendo numeri incoraggianti quelli emersi dalla riunione con i vertici di FS tenutasi ieri, ha annunciato l'intenzione da parte di Salvini di militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS e Security a 1700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali. Salvini, infatti, commentando i dati, ha osservato amaramente come c'è ancora troppa gentaglia in giro. Serve controllare metro per metro le stazioni. Quello della sicurezza è stato il cavallo di battaglia della Lega per anni, specie quando Salvini ricopriva il ruolo di ministro dell'Interno. Per questo rilanciare l'azione del partito su questo tema, anche per non farsi superare a destra da Vannacci, è tra le priorità del partito.
La Lega continua a lavorare per rafforzare il presidio delle stazioni ferroviarie e del territorio, come prevede la risoluzione che ha presentato in Commissione Difesa, chiedendo di aumentare di 3.200 unità il contingente impiegato nell'operazione Strade Sicure, spiega il capogruppo dei Salviniani in Commissione Difesa Eugenio Zofili. Passare sul territorio nazionale dagli attuali 6.800 a 10.000 soldati, aggiunto Zofili, consentirà di poter vigilare sempre meglio sui punti sensibili delle nostre città, garantendo ancora più controlli e più sicurezza, come ci chiedono gli italiani e proprio come ci chiedete voi ascoltatori di Radio Libertà ogni giorno. Signori, siamo ormai alle 9:30, qui la voce di Sammy Varin che si ferma per qualche ora, lo sapete, dopo di me arriva Giulio Cainarca, prima ancora il nostro direttore Giovanni Sallusti con il suo editoriale, poi alle 11 ritorniamo insieme per una mezz'oretta, quella del giovedì, dedicata alla musica indipendente da una parte. Ascolteremo due fratelli gemelli che si fanno chiamare The Twins, che hanno ricantato il pezzo storico di Luigi Tenco, Vedrai, vedrai, versione particolarissima, ma soprattutto avremo il Segui la Lega e quindi gli appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio di questi giorni, di queste ore. Restate lì, a più tardi.